No, mi divertivo a chiedere fuori onda, così, ma la storia, la geografia è stata tolta, sono arretrata io, ma la storia la fate voi? Sì, come avevo detto la storia, fino tipo in seconda ti fanno la storia classica, cioè fino alla seconda guerra mondiale o le ultime guerre. Dopo in terza si inizia già a fare una storia più anche contemporanea, cioè i fatti che succedono quotidianamente nei giorni qua, tipo adesso anche l'Ucraina, magari adesso che andiamo in terza magari ci fanno studiare i fatti che stanno succedendo adesso, con i problemi con la Russia, una cosa Esatto. molto contemporanea, molto bella. Guardando anche i giornali, Esatto, dicevate. sì, Certo, ci portano i analizzando, giornali, esatto, li analizziamo, leggiamo, esatto. valutiamo, Quindi ad essere più discutiamo. critici nella realtà, Sì, insomma, Sì, a studiare, a senz'altro sì. capirla meglio. Sì, sì, sì. Infatti mi piaceva che mi dicevi prima che rispetto dei tuoi coetanei di altre scuole, voi state facendo qualcosa che loro proprio non sì, affrontano, perché neanche l'ultimo la anno. storia contemporanea così la fanno veramente in poche scuole. Cioè l'ENET mi sa che è una delle poche scuole che io ho sentito che la fanno. Questo fa parte di un programma, di proprio un modo di insegnare, Sì, è una didattica, noi la chiamiamo attiva, cioè ehm, capire il contesto dove si è, dove si lavora, dove si vive è importante tanto quanto la conoscenza, diciamo, da dove si viene. Per cui cerchiamo di chiudere un po' il cerchio, quindi la storia in senso classico e poi l'attualità che è il mondo dove viviamo, sì. quindi chiavi di lettura che per permettere ai ragazzi di comprendere cosa si sta facendo, dove si sta andando. In fin dei conti, io dico sempre che noi ci interfacciamo con le vite loro per permettere loro di attuare quello che è il loro progetto di vita. Io sono sempre ben contento se dopo un po' di anni con i docenti si trovano per strada gli allievi che si ricordano di noi perché è la più grande soddisfazione e ci guardi, ho trovato lavoro, ho messo su un'azienda, ho fatto famiglia, cioè per dire, siamo una parte di quello che è un progetto più ampio che loro ce l'hanno nel cuore prima ancora della testa, che è quello della crescita. E poi, fidi conti, io dico sempre, quando nella scuola, questo non è uno slogan, però lo viviamo, lo tocchiamo quotidianamente, 10 euro in meno, 1 euro in meno alla scuola è un po' giocarsi le generazioni future, è come un po' limitare quello che sarà l'Italia del futuro, qui l'area nostra veneta del futuro. Cioè ogni risorsa in più investita per il futuro dei giovani è chiaro che si spera sia un migliore futuro per tutti, Ecco, insomma. in un contesto europeo, anzi mondiale, perché poi magari loro possono avere un'offerta, una fortunata offerta, magari vicino a casa, però molti giovani ormai sappiamo che vanno via. Certo. Anzi, c'è un trend di fuga all'estero, anche perché poi hanno redditi molto più alti. Che cosa si prospetta? Prima la chiedo a lei, poi Allora, anche a loro, perché Sì. prospettive è mondo. noi stiamo rinforzando gli stage all'estero, o meglio ci sono imprese italiane che hanno sedi anche all'estero e per esempio abbiamo dato 2 ragazzi che proprio durante il periodo caldo, cioè a luglio, a fare un tirocinio a alto valore anche sociale a Gerusalemme, 2 cuochi. A Gerusalemme. A Gerusalemme, nel periodo in cui insomma, eravamo tutti Qui faceva preoccupati perché freddo, però lì faceva, lì c'era faceva un po' caldino. di caldo, nel senso che è il periodo in cui c'è stato proprio diciamo, il periodo peggiore diciamo, sì. dell'escalation ecco, tra Israele e soprattutto Hamas. E noi avevamo 2 ragazzi lì, dove in custodia di Terra Santa, che cucinavano per i pellegrini che andavano a visitare con appunto la custodia di Terra Santa. Ma ne abbiamo altri, adesso tra l'altro abbiamo il sostegno anche di alcune fondazioni, dove avvieremo dei tirocini all'estero. Manderemo non so, dei ragazzi a New York piuttosto che in Europa. L'obiettivo è quello di rinforzare, anche perché nella tradizione di ENAIP è presente anche all'estero, noi abbiamo sedi perché storicamente l'EACLI, che è l'associazione da dove è nato di fatto All'estero negli anni, dove? siamo presenti, non so, in Svizzera, in Germania, in Inghilterra. Quindi potete fare degli Sì, degli interscambi anche culturali. interscambi e soprattutto con le aziende. Per cui stiamo potenziando questa parte di esperienza e speriamo di offrirla, non dico a tutti, ma insomma a un gruppo di ragazzi che sono anche motivati. È chiaro che bisogna conoscere le lingue, oltre che essere dei Sì. bravi tecnici. E non solo E lo l'inglese. potenzieremo da qua ai prossimi anni. Ecco, come vedete l'estero? Ma è una buona offerta dal fatto che ci sono molte proposte
E c'è da dire che comunque dopo il periodo di stage che ho provato qua, nella zona industriale di Padova, sono stato da un punto di vista un po' sorpreso dal fatto che si sentiva coi tempi che corrono, crisi e tutto, ma si fa fatica, così invece mi sono trovato bene il fatto che ti dicono c'è tanto lavoro, perché nell'azienda in cui ho lavorato mi hanno detto che c'è tanto lavoro e appunto questa azienda opera e i loro prodotti finalizzati vanno anche all'estero comunque. Infatti quelle vocate all'export hanno molto Sì, lavoro, sono le sì, uniche che quindi galleggiano. diciamo che comunque esportano anche all'estero. Come proposte, io ho avuto anche una proposta, già adesso, una proposta per andare all'estero lavorativa In che paese? in Iraq. Neanche dietro l'angolo. Sì, è una buona proposta. Ti attira, ti alletta oppure ti spaventa? Cosa Tutte ne e pensi? due, perché una proposta non da poco, dopo quello che offre è molto anche. Il paese non è, come Iraq, non è qui dietro l'angolo esatto, c'è da rifletterci dal fatto che comunque ho famiglia e persone care qua, però essendo giovane un'esperienza anche all'estero sarebbe comunque una cosa ottimale. Soprattutto perché ancora non hai figli, non hai Esatto. legami di un certo tipo. Vabbè, è una bella offerta da valutare, mette in imbarazzo ed effettivamente una cosa Sì. del genere. E a te invece? Io partendo dal principio che mi piace comunque viaggiare e vedere, io sarei molto tentato appena ho finito la scuola a cercare subito, se non ce la faccio inizierò a cercarmi un lavoro qua, però appena posso io cercherò di andare a lavorare all'estero. Che cosa ti attira dell'estero o che cosa hai sentito anche dai tuoi No, coetanei? ma mi attira anche il fatto appunto di comunque quando lavori hai sempre il tempo, trovi sempre nel tempo libero vedere, quindi anche nel sé viaggiare e comunque provare delle cose diverse che essere qua, che alla fine sono cresciuto qua, mi piacerebbe vedere come si lavora, perché ho fatto anche gli stage appunto qua in Italia, vorrei vedere appunto come si lavora, come ci si rapporta all'estero, vedere un po' l'Europa, se è possibile anche altro, fuori America, anche Asia, posti così, appunto per provare esperienze diverse, finché sono giovane sarebbe meglio sfruttarle. La lingua è un limite per entrambi oppure no? No. Per le conoscenze che avete adesso? Secondo me, un'idea mia, è un limite in Italia, cioè l'inglese in Italia non è molto, non viene insegnato come viene insegnato in tanti altri paesi. No, Sì, non è come tu vai, se- esatto, Esatto, gli danno tanto meno importanza. Però ho notato che comunque all'ENAIP, anche in altre scuole, però ultimamente, negli ultimi anni, li stanno comunque iniziando a insegnarlo molto meglio, stanno dando molte più ore. Stanno iniziando a insegnarlo Importanza, esatto. anche come professori in sé, iniziano a spiegare molto meglio le lingue. Infatti, cosa Quindi dici? diciamo io mi trovo abbastanza bene. Sì, danno più importanza alle lingue perché se mai avessimo un'opportunità di andare all'estero è cosa buona. Assolutamente. E poi sì, appunto frequentiamo più ore di inglese ad esempio e non si sa mai un giorno Che possa insegnino altre lingue, sì. Esatto, bravissimo, ed è una cosa importantissima che appunto volevo chiedere io. Ma l'inglese ormai dovrebbe essere una cosa scontata Certo. ed è vergognoso che è vero che le nostre scuole dovrebbero partire come all'estero avviene, danno tutti e due lingue, noi dovremmo avere la Certo, terza certo. e invece purtroppo non è così ed è un handicap perché accennava anche l'Oriente, è vero, l'Oriente si sta aprendo in modo importantissimo, massiccio, certo. il Medio Oriente, è vero, il Medio Oriente ha delle grandi chance e opportunità per i più giovani soprattutto perché è ovvio che uno che ha una famiglia con 2 figli può avere qualche problemino ad andare anche in Medio Oriente, un giovane invece può affrontare esperienze del genere, però ti richiedono come minimo Sì, un'altra noi lingua, quindi abbiamo inserito questo è un problema. in alcuni settori anche la seconda lingua. Per esempio nel settore turistico alberghiero sono 2 le lingue, Lì e è quindi doveroso. l'inglese e il tedesco. È chiaro che però per esempio in alcuni percorsi, dopo noi stiamo parlando per esempio della formazione per i giovani, del sistema degli EFP, ma ENAIP fa molte altre attività per adulti così come per i giovani dopo il diploma o l'università. Noi siamo soci fondatori tra l'altro di alcune strutture che si chiamano ITS, Istruzione Tecnica Superiore. Per esempio giusto l'altro giorno parlavamo dell'introduzione di 3 lingue e la terza lingua si è sempre indecisi tra il russo o il cinese. Adesso la Russia un attimo Ecco. però. E il cinese è un altro. Il
cinese è un'altra lingua un'altra lingua importantissima. importante che è lontana dai nostri schemi, eccetera, e però bisognerà confrontarsi con la Cina, prima o poi. Anzi, Ma anche perché poi loro hanno l'età dove è più facile che non certo. per un trentenne. Io conosco diversi 30-40enni che stanno approcciando con le lingue straniere con una difficoltà mostruosa, certo. ovvio, mentre loro le apprendono con una facilità estrema, poi possono farsi anche uno stage in Cina e dire magari mi può piacere. È fattibile questo? Noi attraverso anche alcune attività fuori, noi dobbiamo rispettare un programma all'interno Sì. della struttura del progetto, diciamo, delle attività che vengono presentate a finanziamento. Però noi attraverso un'associazione che si chiama Fuori Classe, Esatto. loro hanno, Sì. hanno avuto modo di parteciparvi, facciamo tutte attività extracurricolari che servono a loro per arricchire il loro curriculum, ma è anche un'attività che li aggrega. Allora, noi vedevamo, io mi ha sempre colpito una cosa, in alcuni centri di formazione vedevamo, non so, che suonava la campanella delle 2 e poi anziché cioè, scappare, fuggire come avveniva, me li ritrovavo più di qualcuno lì, ma scusate, non avete dove andare, vi chiedevo. Ma in realtà no, ci farebbe piacere se magari faceste delle iniziative di approfondimento. Insomma, da lì abbiamo creato questa associazione che si chiama Fuori Classe e che ha uno scopo di aggregarli dal punto di vista sportivo, culturale, ma anche di approfondimento di alcune tematiche. Infatti facciamo moltissime attività sportive, perché dal rugby piuttosto che Calcio, pallavolo, ma anche atletica in sé. Bravissimo, facciamo un grande happening a maggio dove li raggruppiamo da tutto il Veneto, Sì. qui alla Piani col Bacchini, veramente vengono 3-4 mila allievi e lì si sfidano a tutte le discipline sportive, un po' come i giochi della gioventù, solo che lì oltre a quelle sportive si sfidano anche in discipline tra virgolette culturali, non so, teatro, musica. Quindi Disegno. c'è dell'altro, c'è dell'altro. Fumetti, disegno, Fumetti, disegno, Sì, sì, per esempio abbiamo un contest che si chiama FC Factor, Esatto. dove selezioniamo i ragazzi, scopriamo noi a nostra volta I talenti, i giovani talenti. dei talenti incredibili, alcuni abbiamo fatto loro incidere il primo CD. Esatto, l'edizione appunto di quest'anno dell'FC Factor con altri ragazzi dell'ENIP, io e altri abbiamo vinto, esatto. Complimenti, Ecco, benissimo, non la dai, vedi. perfetto. Bene, dai, siamo arrivati al termine. Io vi devo ringraziare, veramente in bocca al lupo naturalmente Grazie a per lei. l'anno che incomincia adesso e poi per Grazie. tutte le sfide che ci saranno. Grazie a lei direttore, l'aspettiamo naturalmente ancora perché può essere molto interessante per chi ci ascolta, nonni, genitori, magari chissà qualche anche giovane che ha terminato un percorso di studi e vuole anche ricimentarsi perché non ha trovato lavoro, può essere, non ci sono limiti di età credo per poter anche accedere ai corsi che fate voi Fino come... al compimento del 18° anno d'età, dopo ci sono altre attività per gli adulti, diciamo. Certo, assolutamente. Insomma, mettere un occhio in una realtà che può dare delle belle opportunità, abbiamo sentito anche quali, e anche presto può essere estremamente utile. Grazie ancora di averci seguito, naturalmente potete scriverci, avete visto c'è sempre la mail a disposizione per avere informazioni e noi ci vediamo come domani perché riprendiamo le nostre dirette. Grazie.